Cici Pupu, e questo è il nome dell'operazione antidroga portata a termine dai carabinieri della compagnia di Ottana col supporto di quelle di Siniscola, Nuoro, delle squadriglie anticrimine del comando provinciale, che ha disarticolato un gruppo criminale specializzato nel traffico di droga, marijuana e cocaina in particolare, tra la Barbagia e la Baronia, ma anche nella detenzione nel porto di armi clandestine e nell'estorsione. Un centinaio di carabinieri, supportati dalle unità cinofile dello squadrone riportato cacciatori di Sardegna e dall'elicottero del 10° Annec di Olbia, hanno eseguito 10 misure cautelari firmate dal GIP del Tribunale di Nuoro. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati a Siniscola 50 kg di marijuana e 26 grammi di cocaina. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati stamattina dal capitano Massimo Meloni, comandante della compagnia di Ottana. Sono finiti in carcere Pietro Innocenti, 20 anni, e Raffaele Marcedo, 30 anni entrambi di Fonni, Salvatore Pasquale Grecu, fratelli, 30 anni di Siniscola. La misura cautelare è stata notificata in carcere a Giuseppe Innocenti, 50enne di Fonni, padre di Pietro, che era stato arrestato a giugno per la detenzione di un fucile clandestino. Agli arresti domiciliari sono stati ristretti Daniele Fisio Cherchi, 19 anni, e Giuseppe Cabras, 26 anni, entrambi di Siniscola, mentre dovranno rispettare l'obbligo di dimora Gaetano Robert Sortino, 30enne di Mamogliada, Cristian Fuccito, 20enne di Siniscola, e Costantino Zichi, 40enne di Orani. Le indagini sono iniziate il 30 novembre 2018, quando a Orani vennero sequestrati oltre 23 kg di marijuana pronti per lo spaccio. Nell'occasione vennero arrestati Francesco Rosui e Costantino Zichi. Da allora i carabinieri hanno continuato a indagare e hanno scoperto l'attività svolta dal gruppo che trafficava marijuana dall'interno verso la costa baroniese, dove utilizzava per lo spaccio anche i minorenni che sono stati deferiti alla Procura dei minori di Sassari. I terminali della rete di spaccio a Siniscola erano i fratelli Greco, che si rifornivano anche di cocaina dagli innocenti. Altro filone di spaccio era quello della cocaina che veniva venduta a Nuoro e nei paesi dell'Interland. Il gruppo criminale disponeva di armi clandestine ritrovate negli ovili dei Greco a Siniscola e degli innocenti a Fonni. Inoltre ricorreva all'estorsione per farsi pagare i debiti derivanti dall'acquisto di droga.